Continua la strage sul lavoro, operaio 54enne di Macerata muore ucciso da una pala meccanica in uno stabilimento in Friuli, il sindaco, comunità sconvolta, la CGIL, ora basta tragedie. Il professore schiaffeggiato dal padre di un alunno, bufera dopo l'intervista alle Iene, la regione chiede al sindaco Manildo di revocargli la patria potestà, intanto dal ministero nessuna risposta alla lettera del docente. Continua l'emergenza dei rifugiati che hanno ottenuto lo status e per questo sono costretti a vivere per strada, notti difficili al gelo nel parco Appiani, nei dormitori raccontano non c'è posto. Deruba la sua azienda Pederobba e mette in vendita la refurtiva su internet, operaio 29enne di Valdobbiadene scoperto e denunciato. Almeno 2 razzie di offerte nella chiesa parrocchiale di Vazzole, i carabinieri bloccano un 50enne croato responsabile dei furti. Ecco vandali scatenati, rifiuti gettati e abbandonati lungo una strada di campagna tra Nervesa e Spresiano, la denuncia di una telespettatrice, intervenga il comune. Giornata speciale per le classi quinte della scuola primaria Manzoni di Treviso, i ragazzi hanno trascorso un'intera mattinata nella sede di Antenna 3 spostandosi dalla redazione agli studi del telegiornale. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Treviso e provincia. Lo avete sentito anche dai titoli, in primo piano l'ennesima tragedia sul lavoro che si è consumata oggi in un'azienda di Udine in Friuli. A perdere la vita, investito da una pala meccanica, Michele Bianco, 54 anni, di Macerata sul Piave. L'operaio era dipendente da 30 anni della ditta di impianti aspirazione industriale Mosole Mion. Sul grave incidente stanno indagando ora i carabinieri di Palmanova e lo Spisal. Tutti i dettagli nel nostro servizio d'apertura. Stava attraversando il piazzale interno alla ditta quando è stato investito in pieno da una pala meccanica finendo sotto le ruote. La vittima è Michele Bianco, 54 anni, residente a Macerata sul Piave. L'operaio era dipendente da tantissimi anni della ditta di impianti aspirazioni industriali Mosole Mion di Candelù. Una tragedia è avvenuta questa mattina intorno alle 10:20 presso l'azienda Bipan che produce pannelli truciolari a Bicinicco in provincia di Udine. Il 54enne è attraversato proprio mentre in quel momento la pala meccanica stava movimentando il legno. Il dipendente della Bipan che stava manovrando la pala non si è accorto e non è riuscito a fermarla. Immediatamente è stato allertato il 112 che è intervenuto con l'elisoccorso, ma per l'operaio trevigiano non c'era più nulla da fare, l'uomo è morto all'istante. Sul posto anche gli uomini dello Spisal e i carabinieri di Palmanova ed il pubblico ministero di turno. La pala meccanica è stata posta sotto sequestro. Da Candelù, appena presa la notizia, sono partiti immediatamente i titolari della ditta Mosole Mion. Sotto shock la comunità dove Bianco viveva assieme alla moglie e al figlio. Al telefono il sindaco di Macerata, Anna Sozza. Come comunità di Macerata siamo veramente rimasti sconvolti da questa notizia perché è sempre un grande dolore per la famiglia. Ma poi aggiunge: non dovrebbe mai accadere, insomma, quindi una persona che lavora, che esce al mattino di casa, saluta la famiglia, ci si aspetta sempre che ritorni, quindi mi auguro che si faccia chiarezza su questo incidente. La procura ha disposto anche l'acquisizione urgente di documentazione e l'audizione di alcuni testimoni da parte dei carabinieri e degli esperti dell'azienda sanitaria per ricostruire nel dettaglio l'accaduto. Nelle prossime ore sarà eseguito l'esame autoptico. Il procuratore capo di Udine ha detto: dobbiamo stabilire se si sia trattato di una tragica fatalità per cui non è possibile muovere nessun rimprovero di colpa ad alcuno o se al contrario si potesse pretendere una maggiore diligenza. Purtroppo le cautele per evitare gli incidenti non sono mai troppe. Ancora una volta ci troviamo a commentare una morte evitabile, ancora una volta ci troviamo nella condizione di dover portare le nostre condoglianze ad una famiglia. Scrive in una nota il segretario della FIOM CGIL di Treviso, Enrico Botter: la situazione è ormai inaccettabile e urge cambiare immediatamente rotta sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. Solo nella Marca trevigiana, continua Botter, si contano già sulle dita di una mano i morti sul lavoro da inizio anno. 11.352 sono le denunce di infortunio sul lavoro nel 2017, un trend che tende tragicamente a crescere rispetto agli anni precedenti, sintomo, conclude, di una situazione grave, di un abbassamento generale dell'attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Ed ora torniamo ad occuparci della vicenda di quel professore delle scuole medie di paese aggredito dal padre di uno dei suoi alunni. Continua a far discutere l'intervista rilasciata dal papà alla trasmissione Le Iene, in cui dice di non voler chiedere scusa. Intanto l'assessore regionale Donazzan ha chiesto al sindaco di intervenire affinché venga tolta alla famiglia la patria potestà. Gli ho dato uno spintone e gli ho detto: è così che hai spinto mio figlio? Contiamoci, giusto. Portarlo fuori dalla scuola. Per fare che? Per fare che? Cosa farebbe un padre per suo figlio? David, lo andavi a denunciare, altrimenti va a finire che diventiamo tutti bestie. Ma questo te lo dico perché facendo quello che hai fatto, Discriminati e tutto, quindi... tu che pensi che sta cosa che hai fatto tu aiuta? No, non è che aiuta. Però siccome sono un rom sono sempre discriminato. Tu cosa avresti fatto fuori col professore? Ma sicuramente l'avrei pestato. Poco ma sicuro, l'avrei pestato. Pensa che io, David, ero venuto qui con l'intenzione di farti chiedere scusa al professore per il fatto che hai alzato le mani. Lo vedete in tribunale. L'ho fatta a mio figlio, io devo chiedere scusa. A parlare alla trasmissione Le Iene il padre di un alunno delle scuole medie Casteller di paese, l'uomo che qualche mese fa ha affrontato con il figlio maggiore il professor Giuseppe Falsone. Una vicenda che ben presto ha fatto il giro d'Italia, soprattutto dopo che nei confronti del docente era stato avviato un procedimento disciplinare. Ora a riaccendere la discussione su quanto accaduto nell'istituto trevigiano le dichiarazioni del padre che non intende chiedere scusa per quanto fatto. Parole che hanno scatenato le reazioni sui social e nel mondo politico. L'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan spiega: quei genitori non hanno nessun titolo per educare un figlio e nel bene del figlio andrebbe loro tolta la patria potestà. Ho scritto al sindaco di Treviso, comune nel quale la famiglia risiede, perché attivi i servizi sociali e il tribunale dei minori al fine di allontanare il ragazzo da quel nucleo familiare. Chiedo, continua la Donazzan, che verifichino se ci sono le condizioni per mantenere la patria potestà. Da assessore all'istruzione non posso permettere che tali episodi e tali comportamenti siano sottovalutati e confido nel senso di responsabilità delle istituzioni. Da Casugana arriva immediata la risposta dell'assessore alla formazione Anna Caterina Cabino. Le preoccupazioni dell'assessore Donazzan sono anche le nostre. Non appena abbiamo appreso la notizia abbiamo allertato la nostra polizia locale affinché tramite la procura si informi sulle generalità delle persone coinvolte. Del resto Donazzan sa bene, continua l'assessore Cabino, che le procedure di revoca della patria potestà non possono basarsi su sentito dire o da resoconti giornalistici. La sua lettera sarà senz'altro acclusa agli atti per dare seguito a quanto necessario per trovare una soluzione adeguata a questo gesto da condannare avvenuto in una scuola della nostra provincia. E intanto torna a parlare il professore aggredito. Dopo la mia lettera, dice, dal Ministero ancora nessuna risposta. Sfortunatamente ancora no, magari il ministro è impegnato in altro, ma non ho ancora avuto risposta dal ministero. Un po' mi dispiace per un motivo semplice: l'idea non era quello di occuparsi di una faccenda personale usando il pubblico, ma era quello comunque di mandare un messaggio di richiesta d'aiuto al ministro. Ormai è trascorsa una settimana da quando il professor Falsone aveva inviato una lettera al ministro dell'istruzione Fedeli, ma al momento ancora nessuna risposta. Nella missiva l'insegnante aveva raccontato dell'aggressione subita da parte del padre di un suo alunno e del procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti dalla scuola di paese in cui si sono svolti i fatti. E se da Roma, per ora solo silenzio, il docente sta invece ricevendo diverse dimostrazioni di solidarietà da parte di altri colleghi di tutta Italia che vivono un disagio simile. Grazie comunque ai contatti coi media sto riuscendo a mettere in comunicazione qualcuno di loro con gli organi preposti. Anche l'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan nei giorni scorsi aveva scritto una lettera al professor Falsone. Mi ha fatto piacere perché, spiega, ho sentito la vicinanza delle istituzioni. Intanto, in un lungo colloquio, il docente e la dirigente scolastica delle scuole medie Casteller hanno avuto modo di chiarirsi dopo le iniziali divergenze. Siamo entrambi consapevoli che quello che è successo non deve assolutamente gettare il fango su tutte le cose buone che facciamo a scuola, e magari quando avremo la possibilità lo ribadiremo. Cambiamo argomento per parlare del freddo di questi giorni, freddo che
rappresenta una delle ondate di gelo più significative, almeno negli ultimi 25 anni, per il Veneto e soprattutto per la montagna veneta. Lo rende noto l'ARPAV sulla base degli ultimi giorni. In pianura altri periodi di gelo più intensi di questo si erano registrati nel gennaio 2017, nel febbraio 2012, nel dicembre 2010 e tra il 20 e il 21 dicembre 2009. Intanto la Protezione Civile della Regione ha dichiarato lo stato di attenzione per neve da riconfigurare a livello locale in preallarme o allarme a seconda dell'intensità delle nevicate dalla mezzanotte di domani alle 14 di venerdì 2. Freddo intenso e quindi gravi disagi per un gruppo, una quindicina di uomini migranti che hanno ottenuto lo status di rifugiato e che ora si trovano senza soldi e senza un'abitazione in cui stare, costretti dunque a vivere e a trascorrere proprio la notte nel parcheggio dell'Appiani. Nei dormitori, raccontano, ci dicono, non c'è posto. In quanti dormite qui di notte? 10-15 persone. E con queste notti così fredde come fate? Tanti freddo, allora cosa fame che dormiamo qua? C'è coperte. Non vuole essere ripreso dalla telecamera, a fatica racconta le difficoltà di queste notti tra le più fredde di tutto l'inverno. Lui è un giovane afghano da 2 anni nel nostro paese. Prima io caserma, via caserma. E poi hai avuto lo status di rifugiato? Sì. E adesso non sai dove andare? Adesso cercando il lavoro. Giovani che, come già detto diverse volte, dopo aver ottenuto lo status di rifugiato, si trovano senza soldi, lavoro e soprattutto senza un posto in cui vivere. Di giorno si va in giro, racconta. Di notte si ritrovano qui una quindicina nel parcheggio dell'Appiani. Per ripararsi hanno appeso delle coperte e dei teli, poi nello scantinato hanno ricavato un rifugio di fortuna, come documentato in un video postato su Facebook dal consigliere comunale Davide Acampora. Materassi, coperte tra punte per proteggersi dal rigido freddo di queste notti. Siete andati alla Caritas o nei dormitori a chiedere? No, non c'è dormitorio, solo uno c'è Caritas parlare, adesso c'è tante persone, non c'è posto. Non c'è posto. Proprio il problema della carenza di posti nei dormitori di fronte ad un'emergenzialità in continua crescita era stato sollevato dal vice sindaco di Treviso, Roberto Grigoletto. Abbiamo anche da rispondere a coloro che hanno ottenuto lo status di rifugiato politico, il che significa che hanno il diritto di rimanere qui. Noi abbiamo già chiesto a tutti gli altri comuni di collaborare e di concorrere e rinnoveremo anche nei prossimi giorni questo appello. La vicenda adesso del 14enne morto nella sua casa a Salgareda. Domani il sostituto procuratore affiderà l'incarico al medico legale per l'autopsia sul corpo di Pierpaolo. Per il momento gli investigatori sono orientati verso un malore del ragazzino che sarebbe poi caduto procurandosi una ferita alla tempia, ma solo l'esame autoptico potrà confermare o meno questa ipotesi. Intanto la comunità si è stretta intorno al dolore della mamma di Pierpaolo e del fratellino più piccolo. Sotto shock anche i compagni di classe del 14enne che frequentava il liceo artistico. Ieri tutti i ragazzini in aula non hanno fatto lezione, ma hanno avuto un colloquio con il preside della scuola che ha già chiesto l'intervento di uno psicologo che avrà il compito di seguire i compagni nei prossimi giorni. La politica autonomia domani alle 12:30 a Roma. Il premier Gentiloni riceverà i 3 governatori di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna per la firma della preintesa. Autonomia del Veneto, ma anche della Lombardia e dell'Emilia Romagna. Domani a Roma la firma della preintesa destinata a cambiare i rapporti tra lo Stato e le 3 regioni, un preaccordo che lascia la possibilità di modificare l'intesa con il futuro governo e all'eventuale allargamento della trattativa a tutte e 23 le materie, come chiede a gran voce il presidente del Veneto Luca Zaia. Il pasto normale è antipasto, primo, secondo, dolce e caffè. Se uno è in grado di mangiarli tutti è bene che se li porti a casa tutti, e quindi il menù prevede questo. La Costituzione dice che 23 materie sono delegabili e noi le chiediamo tutte e 23. Una trattativa che si è aperta all'indomani dell'esito del referendum di ottobre e che al momento porta al Veneto le competenze su 5 materie fino ad ora dello Stato e segna soprattutto, anche questo tema molto caro al Veneto, il passaggio dal criterio della spesa storica a quello dei costi standard. Significa in questo documento abbandonare la spesa storica, passare ai fabbisogni
bisogni standard, significa dar vita a una commissione paritetica, come accade a Trento e Bolzano, tra governo e regione, significa trattare su 23 materie, significa anche ovviamente chiedere la compartecipazione su più aliquote e tributi. La nostra idea è avere competenze, meno trasferimenti da Roma e più tasse che restano qui. Gazebo di Italia, gli italiani questa mattina a Treviso, e la lista di destra ribatte a chi come sindaco Manildo vuole vietare le piazze e gli spazi pubblici ai neofascisti. I punti cardine vengono riassunti già dalla lista Italia agli italiani, cioè tutto il nostro programma ruota intorno agli italiani, ossia la sovranità, l'identità e per quanto riguarda poi tutti i servizi che ormai non vengono più dati ai cittadini. Ultimi giorni per Gazebo e Volantina AG ribadiscono i punti cardine del proprio programma elettorale. I candidati di Italia agli italiani, lista di estrema destra che unisce Forza Nuova e Fiamma Tricolore, e nel dibattito sui temi caldi della campagna elettorale non può non entrare a Treviso quello sulla volontà dell'amministrazione comunale di vietare gli spazi pubblici a chi non si professi esplicitamente antifascista, antinazista e contro il razzismo, iniziativa che suscita la reazione dei rappresentanti della lista. Cosa significa mettere una firma per dichiararmi antifascista? Il pensiero è il mio e io chiedo le piazze pubbliche per portare avanti il nostro programma. D'altronde stiamo qui a fare gazebo, la questura non ci ha mai dato nessun esito negativo a farlo e d'altronde lo vede anche lei, siamo qui molto tranquillamente e quali rigurgiti neofascisti. Voi siete antifascisti? Noi siamo per la sovranità, per l'identità e per la socialità, quindi se essere per la sovranità e essere identitari significa essere fascisti, siamo fascisti. Se uno invece ci vuole appioppare tutte le cose negative, le negatività che sono state dette fino ad oggi sul fascismo, siamo antifascisti. E sulla polemica fascismo-antifascismo, ieri sera acceso dibattito nel corso di 20 e 10 tra il candidato di sinistra rivoluzionaria Stefano D'Intino Sante e quello di Fratelli d'Italia Adolfo Urso. Sentiamo. Qui si parla di uno Stato, di una Repubblica che ha le sue basi nell'antifascismo, le piacciono o no, e quindi questi provvedimenti arrivano con colpevole ritardo. Questi provvedimenti devono essere presi prima, organizzazioni non come la mia, io mi rifaccio al Partito Comunista dei Lavoratori e la mia lista si chiama Sinistra Rivoluzionaria, ma organizzazioni molto meno rivoluzionarie come l'ANPI ad esempio, hanno messo in guardia da tempo le amministrazioni pubbliche a lasciare spazio alla crescita. E cosa abbiamo avuto? Abbiamo avuto che forze presenti a queste elezioni, alcune delle quali hanno già preannunciato un probabile appoggio a un probabile Salvini Premier, parlo di Casa Pound, propongono un protettorato in Libia, un protettorato in Libia, quindi altro che accenni al fascismo, no, lì c'è il fascismo, non quello storico, non quello di Benito Mussolini, ma un fascismo coloniale, di tipo nuovo che va contrastato. Naturalmente non basta il provvedimento legislativo, va contrastato come ha sempre fatto la sinistra, non con gli agguati, non con l'avventurismo di alcune frange che vogliono ritagliarsi un protagonismo di tipo antagonista, va fatto con la forza di popolo, con le piazze, con la luce, no, perché gli scontri che abbiamo visto in piazza, il problema, anche a Torino, il problema del fascismo lo si combatte come ha sempre fatto. Non voglio che nessuno alimenti mai qualunque episodio di violenza politica, per cui chiediamo ai sindaci, alcune forze che fanno di non dare propaganda sulla violenza, di non dare luoghi pubblici da dove partono gli agguati. Chiediamo ai sindaci di non dare luoghi pubblici laddove ci sono dei centri che aizzano i giovani alla criminalità politica. Chiediamo che non siano dati luoghi pubblici a chi per esempio malmena un carabiniere che cade per terra. E oggi i candidati di Liberi Uguali hanno incontrato i rappresentanti delle principali associazioni ambientaliste della Marca per fare il punto sulle proposte del partito in materia di ambiente. Abbiamo 3 punti: cultura, istruzione, lavoro quello buono, non lavoro quello buono,
e ambiente. La nostra Italia Verde. Hanno incontrato le principali associazioni ambientaliste, da Italia Nostra a Salviamo il Paesaggio a Lega Ambiente, i candidati trevigiani di Liberi e Uguali per discutere le proposte programmatiche in tema di agricoltura ed ambiente, partendo dalla promozione sul territorio di un'agricoltura di prossimità e sostenibile. L'agricoltura sostenibile vuol dire ambiente che vive e vuol dire cibo che va bene alla salute. E poi ci sono i temi di salvaguardia dell'ambiente e del territorio, di gestione delle acque. Abbiamo i fiumi che stanno scomparendo, abbiamo una qualità ambientale che sta piano piano deteriorandosi. Noi proviamo attraverso Liberi e Uguali a porre il problema dell'ambiente. In questa campagna elettorale nessuno ha parlato di ambiente come abbiamo parlato noi. Adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, tra poco. Di nuovo in diretta con la cronaca. Deruba la sua azienda Pederobba e mette in vendita la refurtiva su internet. Finisce nei guai un operaio 29enne di Valdobbiadene. Vendesi fibbie per cinture e portachiavi rigorosamente di marca, prezzo 50 euro cada uno. Sperava di fare affari aprendosi così un secondo canale di guadagno, ma la sua imprudenza è stata fatale, perché data la vastità degli utenti della rete ci ha voluto poco per accorgersi che quei prodotti messi in vendita online provenivano da uno stock consistente di merce rubata dallo stesso dipendente della ditta razziata. Fine del business per un 29enne di Valdobbiadene, operaio presso un'azienda di Pederobba specializzata nel produrre accessori per grandi marchi. Nel giro di 6 mesi, nel 2017, approfittando del suo lavoro, aveva costantemente e pazientemente trafugato centinaia di prodotti. L'idea era quella di rivenderli sul sito www.subito.it a 50 euro l'uno, e così ha fatto. Ma qualcuno ha riconosciuto i pezzi e ha segnalato i suoi sospetti ai carabinieri. Indagini che hanno trovato conferma. Nei suoi confronti è stato chiesto e ottenuto un decreto di perquisizione che ha permesso di recuperare ben 167 pezzi prontamente restituiti al legittimo proprietario. E il 29enne è stato denunciato per furto aggravato e continuato. Ha colpito 2 volte la chiesa parrocchiale di Vazzola, razziando la cassetta di offerte e portando via circa 140 euro. Un 50enne croato è stato individuato e denunciato dai carabinieri di Codogné dopo la denuncia del parroco. Nella sua auto i militari hanno trovato ancora monete per circa 70 euro e tutto l'occorrente per estrarre il denaro dalle cassette, nastri metallici e adesivi. L'uomo è sospettato di aver derubato altre parrocchie della zona. Voltiamo pagina, spazio alle segnalazioni che arrivano alla nostra rubrica, lo dico ad antenna. Stasera parliamo di una lunga striscia di rifiuti abbandonati lungo una stradina di campagna, accade a Nervesa. Immondizie di tutti i tipi e non si riesce a capire chi ha la responsabilità. Bottiglie, plastica, sacchetti contenenti ogni genere di rifiuto. Via Santi, nella campagna di Nervesa della Battaglia, è ormai una sorta di discarica a cielo aperto, vero e proprio monumento all'inciviltà moderna. È il chilometro della spazzatura, gettata di continuo al di là di questa recinzione all'interno della proprietà della cava adiacente. Una storia che va avanti da anni, racconta questa residente. Non solo sacchetti, ma spesso anche rifiuti ingombranti, elettrodomestici e pneumatici. Qua c'erano i copertoni, ecco, i copertoni non li hanno neanche portati via, li hanno bruciati là. La stradina corre esattamente lungo il confine tra i comuni di Nervesa e Spresiano, che la signora ha più volte interpellato. Allora, qua non è compito di Spresiano, Nervesa non sanno cosa fare e questa è la situazione, da anni. Adesso sono stanca di vedere tutto sta pattumiera a cielo aperto, che nessuno fa niente e nessuno ha responsabilità. L'ordinanza comunale per limitare il transito ai soldi residenti, nella speranza di arginare il problema, si è rivelata poco efficace, anche perché chi non ha problemi ad abbandonare i rifiuti non si fa certo intimorire da un cartello stradale. Per fermare gli ecovandali bisognerebbe coglierli con le mani sul fatto. Per cogliere sul fatto dovranno mettere delle telecamere. Uno non può stare qua giorno e notte a guardare chi butta tutte queste immondizie. Non so chi deve intervenire, ma qualcuno dovrà pure intervenire. Chi è di dovere si prenda le responsabilità. Il sindaco, i vigili, ci sarà qualcuno che nel comune di Nervesa ha delle responsabilità.
Giornata speciale per gli alunni delle classi quinte della scuola primaria Manzoni di Treviso. I ragazzi hanno trascorso un'intera mattinata nella nostra sede di Antenna 3, spostandosi dalla redazione agli studi del telegiornale. Vediamo com'è andata. Lasciati zaini, quaderni e libri in classe, gli studenti della quinta A e quinta B della scuola Alessandro Manzoni di Sant'Antonino a Treviso sono entrati nella sede di Antenna 3. Una mattinata speciale per loro che, armati di taccuino come dei giornalisti in erba, hanno scoperto i segreti che stanno nel dietro le quinte di una televisione. Primi in redazione, dove ogni giorno nasce il TG. Anche loro si sono cimentati nella registrazione audio di un servizio. Il freddo di ieri è solo un anticipo di quello che arriverà nel fine settimana dei padovani. Padova al quarto posto in Veneto grazie a stile di vita e sanità che funziona. Ma serve anche fortuna. Attenti, hanno poi ascoltato le spiegazioni tecniche del montaggio. Il numero della clip e i minuti, da dove inizia e da dove finisce. I ragazzi, accompagnati dalle maestre, si sono poi spostati negli studi delle trasmissioni e del telegiornale, provando l'emozione di sedersi a quel tavolo che ogni sera vedono da casa. Ospite 1, ospite 2 e il primo piano del conduttore. Insomma, per un giorno i ragazzi hanno visto la televisione dall'interno, diventando loro stessi protagonisti. Vi ricordo subito dopo di noi l'appuntamento con 20 e 10, ospiti in studio Lucio Gomiero di 10 volte meglio ed Enrico Schenato del Movimento 5 Stelle. Da Treviso e provincia davvero tutto, grazie per l'attenzione, vi lascio le previsioni del tempo, buona serata. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Prosegue un tempo asciutto e stabile sul Triveneto con qualche nube ma anche con ampi spazi soleggiati. Nel dettaglio la situazione di mercoledì 28 febbraio. Sul Veneto a prevalere sarà un tempo stabile, qualche nube in più su Trevigiano, Bellunese, Padovano e Vicentino, mentre altrove non mancheranno ampi spazi soleggiati, al massimo con poche nubi sparse. Diamo uno sguardo alle temperature, le minime saranno comprese tra meno 5 e meno 2 gradi, massime fredde tra meno 1 e 2 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà asciutto e stabile, ampio soleggiamento con cielo al massimo poco nuvoloso ma con qualche addensamento in più sul Pordenonese. Temperature gelide con minime tra meno 4 e meno 9 gradi, massime tra lo 0 e 1 grado. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Cielo molto nuvoloso o coperto sul Trentino, qualche spazio soleggiato in più altrove. Vediamo anche in questo caso le temperature saranno molto fredde con minime tra meno 6 e meno 3 gradi, massime tra lo 0 e 4 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.